Lo sport, si sa, è una delle eccellenze della Terra delle Meraviglie e in particolare il nuoto negli ultimi anni sta raggiungendo più che mai successi e consensi da ogni fronte. Questo grazie soprattutto ai tanti campioni che sono nati in questo territorio o ci sono arrivati magari per gli allenamenti. Uno di questi l'abbiamo conosciuto a Verona, dove ha sede la sua azienda, anche se lui è originario di Novara e vive a Brescia. È stato un grandissimo campione italiano di caratura internazionale che all'apice della propria carriera ha dovuto lasciare tutto a causa di alcuni problemi di salute, riuscendo però a reinventarsi nel tempo come imprenditore e rimanendo proprio in questo settore. Lui è stato il primo campione italiano a livello olimpico a trionfare nel nuoto di corsia e il primo atleta in assoluto a vincere la storica combinata dei 100 e 200 metri rana in un'unica edizione delle Olimpiadi. Lui è Domenico Fioravanti. Devo dire che è stato un percorso relativamente lungo ma molto interessante perché ho iniziato veramente da piccolo per curare una piccola forma di scoliosi, poi come spesso accade mi sono appassionato, ci siamo perché poi metto sempre dentro anche la famiglia, ci siamo appassionati a questo sport, ho proseguito, sono arrivati dei risultati molto importanti fino alla vittoria olimpica. E poi inevitabilmente, come spesso accade, anche nelle migliori favole il sogno si è interrotto per un problema di carattere fisico e mi sono ritrovato dall'oggi al domani senza sapere più cosa fare e da lì è nata l'idea dell'azienda. Il fatto di essere stato atleta ha aiutato sicuramente anche nell'aspetto professionale, però non è proprio la stessa cosa, c'è sempre da imparare, è leggermente diverso perché prima facevi affidamento solo su di te, ora devi relazionarti molto di più con le persone, quindi è un po' più complicato. Che cosa significa per un grande appassionato di sport, in particolare di nuoto come nel tuo caso, che poi diventa un grande campione, dover cambiare completamente vita, seppure comunque sei riuscito a rimanere appunto come dicevamo nel settore? Beh, non è stato facile perché, sai, ti svegli una mattina e non puoi più fare quello per il quale, diciamo, sei nato e ti rendi conto che non sai fare molto altro. Quindi è stato molto complicato, soprattutto il primo periodo. Poi sai, la fortuna di avere comunque delle persone che ti vogliono bene al tuo fianco e che ti spronano e ti aiutano anche a allargare un po' gli orizzonti e sicuramente è servito. E oggi, a distanza di diversi anni, da quando ho interrotto la pratica sportiva, devo dire che penso di aver imparato molto rispetto a quello che ero quando nuotavo solamente. Sei testimonial di un progetto molto interessante alle piscine di Vicenza. Il progetto si intitola Ama, Vivi, Nuota. Di che cosa si tratta? Ma è un progetto molto interessante, siamo in partner appunto di Piscine di Vicenza per promuovere appunto questo progetto. Ama Vivi Nuota praticamente semplicemente ama il tuo territorio, vivi l'elemento acqua e nuota ovviamente perché è legato appunto alla pratica natatoria. Vuole essere un progetto per tutti, quindi dal bambino al pensionato anche in là con gli anni. È un qualcosa che vuole attirare il più possibile persone verso la pratica natatoria, ma non solo come sport, come nuoto. Il fatto appunto di voler far arrivare più persone possibili a contatto con questo elemento che può essere utilizzato come sport, come riabilitazione o semplicemente come passatempo. Che poi è l'elemento naturale per Esatto, nasciamo definizione. nell'acqua e quindi credo che sia un bel connubio. Io dico sempre che siamo un po' degli zingarelli noi sportivi perché io sono di Novara, ma ho vissuto 7 anni a Verona per gli allenamenti e poi ho girato un po' l'Italia, un po' Roma, un po' sono tornato a casa e adesso sono in pianta stabile a Brescia come famiglia e come lavoro, come attività. Siamo sempre qui a Verona e sai, per me è un po' come essere a casa perché avendo vissuto gli anni proprio della gioventù in questa regione non mi sembra così strano
appunto esserci, mi sembra molto naturale. La pratica sportiva nei più piccoli serve assolutamente per un insieme di motivi, vuoi per non farli adagiare troppo, vuoi dal punto di vista fisico, mentale, perché comunque fare sport anche a livello mentale ti apre veramente gli orizzonti. Nello specifico il nuoto, io gioco in casa, è uno sport completo, uno sport che ti permette di sviluppare in maniera armoniosa tutto il tuo corpo ed è uno sport molto introspettivo, quindi io che amo questo aspetto, amo questo sport.